Memorie di un tempo buio, che riportano alla luce tragici eventi di un lontano passato. La morte, l'accusa di tradimento, possono giustificare i fatti inspiegabili che si manifesterebbero al Castello San Zeno, in provincia di Padova? Storie che solo noi possiamo raccontare. Benvenuti a Racconti del Mistero. Siamo a Montagnana, ai confini tra Padova e Verona, conosciuta per la cinta di mura medievali che ne fecero per secoli un baluardo contro le invasioni delle potenti signorie confinanti. Rumori inspiegabili, luci che si accendono e si spengono senza alcun motivo. La squadra Ghost Hunter Padova è qui per indagare sui fenomeni attribuiti al fantasma di Tommaso da Mantova. Il complesso del Castello di San Zeno è una struttura militare piuttosto elaborata a difesa dell'ingresso della città, a cui si accede attraverso l'androne, dove l'interno, che è di gusto veneziano, con 4 torri angolari e con il mastio voluto da Ezzelino nel 1242 per creare un maggior sistema difensivo delle mura di Montagnana. Le mura di Montagnana partono dal basso particolarmente grosse per arrivare verso l'alto sempre più sottili. In realtà c'è il discorso del mastio, che è alto circa 9 metri, dove all'interno si poteva accedere attraverso botole su vari ripiani per giungere appunto alle feritoie, dove addirittura erano talmente larghe dove un arciere poteva appunto entrare all'interno di queste feritoie. Una cosa che è molto interessante è il discorso del mastio, che all'epoca di Ezzelino era piuttosto basso, nel tempo ha subito vari rimaneggiamenti, cioè innalzandolo ancora di più. Tanto è vero che nella parte superiore c'era addirittura una postazione di guardia che serviva appunto per il controllo del castello, per quanto per chi veniva, chi entrava, quindi anche questo ruolo chiave di, si può dire, di controllo. Ecco, diciamo che il discorso del castello ha subito, data anche la sua posizione strategica nel sistema difensivo, ha subito varie dominazioni, partendo dagli Estensi, poi con Ezzelino III da Romano, infine la Libera Repubblica di Padova, i Carraresi, i Visconti, nuovamente i Carraresi, per poi finire definitivamente sotto il dominio della Repubblica di Venezia, con cui rimarrà fino al 1797 con la caduta della Repubblica, per poi passare all'Austria, e ritornerà all'Italia con l'annessione del Veneto nel 1866. Voglio ricordare che sotto la dominazione veneziana, nel castello di San Zeno, comincia a fiorire una leggenda. Nel 1388, all'arrivo delle truppe della Repubblica della Serenissima, Francesco il Vecchio fuggì da Padova, scortato dalla famiglia e da un drappello di fidati, tra cui Tommaso da Mantova. Prese la via di Monselice e quindi Este, dove divise il gruppo, e indirizzata la moglie verso Vighizzolo, continuò in direzione di Montagnana, dove trascorse la notte sotto la protezione del podestà della città, Bartolomeo da Cuccolo. L'indomani Francesco il Vecchio, lasciata la Rocca degli Alberi, riprese la via verso Cologna Veneta, senza constatare la mancanza di alcuni del seguito, prigionati dagli sgherri di Giovanni Galeazzo e Jacopo del Verme. Una fortezza inespugnabile,
Così veniva dipinta da sempre la rocca, finché gli insorti lo occuparono e Tommaso da Mantova, caduto vittima di una ribellione popolare, venne giustiziato. La leggenda vuole che lo spettro del teologo e letterato vaghi ancora nelle sale di Castel San Zeno, inveendo contro i carravesi e i montagnanesi suoi aguzzini. A questo punto cerchiamo di capire quali attrezzature vengono ritenute più opportune per svolgere l'indagine strumentale. Andrea, cosa userete questa sera? Per quanto riguarda la fotografia useremo una fotocamera digitale che va oltre lo spettro visibile. Ed una fototrappola che ci aiuterà ad immortalare eventuali movimenti inspiegabili. Erika, oltre alle foto è possibile eventualmente catturare voci o rumori? Sì, è possibile che si riescano a registrare eventuali anomalie audio, ovvero le EVP. Posizioneremo dei registratori digitali e di microfoni a bassa frequenza collegati a un computer e dislocandoli in diverse sale del castello e quelle che noi riteniamo le più interessanti sotto il punto di vista energetico. Alberto, che altro tipo di strumentazione userete stasera? Useremo un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso collegato ad un PC in modo da monitorare gli ambienti sia nel pre-indagine che durante l'indagine. Ora che tutto è pronto, possiamo prepararci per questa lunga notte di indagini. Seguiteci! Stiamo cercando di metterci in contatto in qualche modo attraverso questa radio ad onde corte, in particolar modo con Tommaso da Mantova. Cosa è successo qui nel 1388? Io l'ho sentita come diceva. Una voce che diceva a posto. Oh? Appena accesa la radio. Va bene questa frequenza? Questo l'ho sentito, cos'è? Ancora? E di là? Io ho sentito come se fosse un... No? Ancora? Ma c'è qualcuno? Sì, io sento camminare. Vai Andrea. Allora, abbiamo sentito un rumore provenire dalla stanza di là. Possiamo sapere chi sei? Al centro del cortile c'è una pallina per terra. Siete in grado di muoverla, spostarla? Ma cosa ti ha detto? No. L'ho interpretato come se fosse Andrea che dicesse un cosa. Chi sei?
Chi sei? Sei un adulto o un bambino? Ce lo vuoi dire? Anche questa indagine ci ha riservato non poche sorprese e sensazioni. Ora non resta che analizzare tutto il materiale raccolto e capire se effettivamente c'è un fondo di verità nella leggenda. Questo lo sentito. Ancora? E di là? Io ho sentito come se fosse... Ancora? Ma c'è qualcuno? Sì, lo sento camminare. Una delle teorie dice che C'è qualcuno di voi all'ascolto che può parlarci? Va bene, chiudiamo l'esperimento. C'è qualcuno di voi all'ascolto che può parlarci? Va bene, chiudiamo l'esperimento. È veramente lo spettro di Tommaso da Mantova ad infestare il castello San Zeno? O forse ci troviamo di fronte ad inquietanti presenze in cerca di vendetta? Quel che è certo è che la leggenda si fonde nella storia e il passato torna ad essere presente, portando echi di un tempo lontano. Nuove indagini e racconti misteriosi ci attendono. Non è ancora stata scritta l'ultima pagina del libro del mistero.